Poi devo anche dire che mi dispiace moltissimo di leggere sul gazzettino che il governatore Galano vuole buttare il signor Bergamo qui presente dell'Emene. E a me dispiace, secondo me la persona, tutto sommato, poi sotto non si sa, a me sembra una brava persona, e quindi a me dispiace che lo vogliono buttare nell'Emene. E il signor Galano, leggo qui testualmente, perché ho commentato, ha ragione Stival sarebbe, penso, il consigliere regionale della Lega. Quelli dell'UDC meriterebbero di essere buttati nell'Emene. Ma, insomma, se dicono così del signor Bergamo, posso solo immaginare quello che dicono di me. Allora, io sono preoccupato. Tra l'altro nei prossimi giorni so che ci sarà Galan anche a Portogruaro, io spero che il Presidente della Regione dia un messaggio forte sul discorso dell'UDC, visto che in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti e in provincia di Venezia l'UDC corre contro i candidati del centrodestra e quindi della Lega e del PDL, e che ci sia quindi una svolta nei confronti dei assessori che vengono in giunta regionale. Io spero quindi che ci sia un chiaro segnale, perché c'è bisogno di chiarezza anche nei confronti degli elettori, molto chiaro. Secondo lei come stanno governando gli assessori in area UDC? In area UDC stanno facendo tanti pateracchi secondo me. Valdegamberi, che è l'assessore al sociale, ci sta creando parecchie difficoltà, perché con le sue strategie, con i suoi programmi su determinate leggi sul sociale sta creando molte difficoltà nel territorio. Noi su questo lo stiamo appunto combattendo, anche per questo, perché non dà risposte al territorio e infatti va contro quelle che sono le logiche del governo di centrodestra. Ringraziamo dunque Daniele Stival, consigliere regionale della Lega Nord. La linea... Presidente, restiamo nel Veneto, perché nella casella dei partiti che appoggiano Tabaro manca l'UDC, che comunque governa assieme alla PDL la regione Veneto. Lo sapevo che la provocazione sarebbe arrivata, la accolgo subito. Il comportamento dell'UDC è indecente, in questo caso è stato veramente indecente, frutto di piccole meschinerie personali e non di un ragionamento politico più ampio. Ha ragione Stival, per un comportamento di questo genere, per aver fatto una lista oltretutto con un solo candidato dell'UDC, perché tutti gli altri uomini dell'UDC stanno con Angelo Tabaro, meriterebbero di essere cacciati fuori dalle amministrazioni in cui governa. Ma lei ci sta dicendo allora che dopo il 7 giugno forse ci sarà un rimpasto nella giunta regionale? No, non sto dicendo questo, perché io sono abituato a rispettare la volontà degli elettori, e gli elettori quella volta hanno eletto questa coalizione e l'UDC a livello di Regione Veneto si è comportata con lealtà. Forse sono certi esponenti dell'UDC che andrebbero cacciati a calci nel sedere. Più chiaro di così Magalan è sempre stato chiaro. L'UDC si impegna in queste elezioni provinciali per essere la vera novità dello scenario politico veneziano. Si oppone alle politiche del centrodestra che non sanno salvaguardare le realtà deboli del territorio, che non hanno quella cultura della solidarietà che è il perno del nostro progetto politico. Non accettiamo diktat da nessuno, tantomeno dalla Lega, anche se continuiamo a rimanere attenti a quelle che sono le attuali alleanze chiaramente che abbiamo all'interno della regione, quindi col centro-destra, però se chiaramente ci sono dei no nei nostri confronti, noi pronti con i nostri valori, i nostri progetti, i nostri ideali, andare avanti con i nostri uomini. Così Antonio De Poli, senatore dell'UDC sulla Lega, che non vuole gli ex democristiani da quando si sono schierati contro la bozza federalista. De Poli ricorda anche che la Lega nel Veneto dice alcune cose e a Roma ne vota altre. I 150 milioni a Catania, quelli di Palermo, il patto di stabilità di Roma, i 500 milioni a Roma, io credo che queste siano cose che nulla hanno a che fare con quello che qui normalmente vanno a urlare in giro. L'UDC quindi si presenta alle amministrative con Ugo Bergamo, ex sindaco di Venezia e membro del CSM, oggi assente, candidato presidente della provincia, con Adriano Drigo, candidato sindaco a Portogruaro, e con il ventenne Federico Michelan, candidato sindaco a Scorzè. Il partito di Casini non teme di restare schiacciato fra PD e PDL. Noi riteniamo che
l'idea nostra di portare avanti un progetto nuovo, alternativo al PD e al PDL, sia un'idea valida, che sta dando i suoi frutti sia nei sondaggi sia nelle adesioni che stiamo avendo a questo progetto. Cesa mette in risalto le divisioni interne fra PD e PDL, ritiene sbagliato non accorpare il referendum alle elezioni sprecando 400 milioni di euro. Il segretario dell'UDC appoggia la battaglia dei sindaci che chiedono il 20% dell'IRPEF prodotta sul territorio e sul federalismo proposto dalla Lega chiede spiegazioni. Oggi con questo provvedimento non sappiamo nulla su chi fa, cosa fa e con quali mezzi fa. Anche sulle ronde Cesa ha le idee chiare. La reazione delle forze dell'ordine è stata esplicita, nel senso che provocherebbero solo dei problemi alle forze dell'ordine.